l'operatività dei servizi ai nostri Assessore, cittadini. l'introduzione quindi di questo provvedimento che consentirà alla Regione di avere una significativa disponibilità finanziaria. Sì, introduciamo con questa norma la possibilità di utilizzare l'avanzo vincolato, ovvero sia quella parte di avanzo che nell'amministrazione pubblica regionale e anche degli enti locali rimane bloccato per il rispetto del principio costituzionalmente inserito all'articolo 81 del pareggio di bilancio. In questo modo noi liberiamo, per quanto riguarda la nostra regione, ben 203 milioni di risorse che possono essere destinate alle opere per le quali quelle somme sono state impegnate, ma sono vincolate appunto da questo malefico principio del rispetto del pareggio di bilancio. La nostra regione è storicamente una regione virtuosa, con questa norma intende dare quindi spazio a tutta una serie di iniziative a vantaggio dei nostri cittadini, e la novità ulteriore è altresì il fatto che noi prevediamo, avendo autonomia primaria in tema di enti locali, la possibilità anche per i nostri comuni di fare altrettanto. Assessore, quali saranno le aree principali di intervento di questi finanziamenti? Interesseranno principalmente le infrastrutture e l'edilizia per 65 milioni circa, il Fondo Sociale Europeo per 49 milioni, la sanità e le politiche sociali per 19 milioni e poi l'ambiente per 21 milioni di euro, il lavoro per 13 milioni e le attività produttive e la montagna per ben 10 milioni di euro. Inoltre appunto gli enti locali hanno chiesto spazi finanziari alla Regione. Oggi le richieste urgenti che si attestano sui 6 milioni di euro da parte degli enti locali troveranno ristoro attingendo dalla propria autonomia finanziaria, per cui i nostri comuni potranno cantierare opere, dare risposte ai cittadini senza dover ricorrere ad altri strumenti di delega da parte della Regione sul finanziamento per i loro spazi.